Agrigento, è qui la festa. Non è un sogno, ma il sogno che si è realizzato grazie ad un giovane che, malgrado dolorante, come egli stesso ha dichiarato, ha trasformato in una magnifica realtà quello che era diventato ad inizio partita un maledetto incubo. Parliamo di Lorenzo Lonco, l'eroe dell'Esseneto, il giovane che ha dimostrato tutte le volte che ha giocato, cioè quasi sempre, un lodevole attaccamento alla maglia. Prima dei festeggiamenti che hanno coinvolto praticamente tutta la squadra attorniata dai tifosi in delirio, si era tenuta la conferenza stampa di fine partita. Ovviamente non la solita conferenza stampa, ma una sorta di incontro allargato con la presenza proprio del protagonista principale, Lorenzo Lonco, del medico sociale, il dottor Giovanni Taverna, del mister Raffaele Di Napoli, del direttore sportivo Salvatore Catania, del dirigente Biagio Nigrelli. Mi dice sempre il mister che devo ringraziare perché mi ha dato tantissimo in questi anni. Io lo dico sempre, lui mi massacra, però bene così, ho detto tu mi devi buttare, scusate il termine, merda addosso, così io do sempre di più. E il mister ci ha dato tanto, ha lavorato molto sulla nostra testa perché noi a gennaio eravamo... Bravi. Grazie alla stampa che mi ha aiutato, mi è stato vicino, penso di aver avuto sempre un rapporto cordiale, sincero e schietto. I miei complimenti vanno alla squadra come sempre. Ho una dedica particolare alla mia famiglia, mia madre, a mia figlia e alla mia compagna che mi sono stati vicini e mi hanno supportato. Questo è il frutto del sacrificio, dell'abnegazione, del voler bene a una famiglia come siamo noi. Quest'anno devo dire che sono il 4º anno che sono ad Agrigento e anzi ringrazio la società per avermi riconfermato per 4 anni. Però quest'anno mister Di Napoli, Nigrelli, Totò Catania, Ciccio, il professore, Leo, sia il preparatore dei portieri che il secondo, sicuramente sono riusciti in un'impresa che difficilmente si può fare. Il mister dice che io ho fatto quasi tutto, io ho fatto ben poco perché quello che ha portato quest'anno il mister ad Agrigento, ve lo posso assicurare perché io mi ritengo fortunato perché ho lavorato vicino a questo signore, non l'ho mai detto prima perché poteva sembrare un atto di, tra virgolette, ruffianaggine. Lo dico adesso, è finito il campionato, il mister ci ha dato quello che ad Agrigento secondo me eravamo alla ricerca, un grande professionista che ha inculcato a noi il professionismo. Si sono buttate le basi per fare veramente qualcosa di importante nel futuro. Io non lo so quanti capiscono l'importanza di questa salvezza arrivata in questo modo con questo gruppo. Io non lo so, ma vi posso assicurare che tanti miei colleghi ci hanno fatto tante attestate di stima. Creare qualcosa dal nulla, portare in prima squadra tanti ragazzi del settore giovanile, riuscire a farli giocare, a farli sentire parte integrante in corsa e quindi creare un patrimonio per la società.